16.269 visite specialistiche e 932 interventi chirurgici. Tante sono le prestazioni cosiddette galleggianti nell'ULSS 2 della Marca, visite ed operazioni che a causa dell'emergenza Covid non sono state effettuate e sono in attesa. Il 2021 è andato meglio rispetto al 2020, quando la pandemia ha travolto il sistema sanitario. Negli ospedali trevigiani è stato infatti recuperato il 40% in più. Garantite le urgenze, gli interventi oncologici, il materno infantile, l'attività chirurgica sta recuperando nonostante la quarta ondata. L'attività di recupero è cominciata relativamente recentemente, perché parliamo da agosto del 2021. In questo periodo, nell'ultimo quadrimestre, sicuramente c'è stato un aumento delle prestazioni che siamo riusciti a offrire alla popolazione, alla cittadinanza. Tuttavia siamo ancora in piena fase di recupero di quello che erano le prestazioni che sono state sospese nel periodo del Covid. Io conto di riuscire ad abbattere la lista d'attesa perlomeno urgente in capo a qualche mese, se non 1 o 2 mesi, almeno le parti più urgenti delle liste d'attesa. Garantite urgenze ed attività traumatologica a Conegliano. Abbiamo avuto un periodo in cui abbiamo recuperato le liste di attesa, ma almeno una parte, poi purtroppo ci siamo dovuti di nuovo un po' rallentare per via della ripresa della pandemia, ma adesso dovremo ricominciare l'attività anche elettiva e dando comunque risposta all'utenza. E noi siamo riusciti come ortopedia a continuare a svolgere almeno la parte, diciamo, di piccola chirurgia anche elettiva, tipo ad esempio il sindrome del tunnel carpale, almeno i pazienti più urgenti, insomma. Diversa la situazione dell'ospedale di Vittorio Veneto, diventato Covid Hospital, con il conseguente trasferimento degli interventi dell'otorino-laringoiatria, eccellenza della struttura, a Conegliano. Un'attività chirurgica per pazienti oncologici e per quel che riguarda le urgenze. A mio modo di vedere anche qualitativamente molto buona, perché l'ospedale di Conegliano è in grado di sostenere una nostra attività chirurgica, che è un'attività altamente specialistica e un po' particolare. Rientreremo a Vittorio Veneto non appena le condizioni pandemiche lo consentiranno. Rientreremo al un settimo piano dell'ospedale che è stato tutto completamente ristrutturato.